Oggi ci onorerà come serata di chiusura della sua presenza il dottor Bannessio, orgolese. Diciamo, da tanti anni si occupa di promozione, di divulgazione, è un saggista e anche autore di diverse opere per quanto concerne appunto la cultura sarda, la lingua sarda, le tradizioni sarde e la poesia sarda. Oggi il tema della serata sarà incentrato sul canto a tenore orgolese. Quindi niente, grazie a tutti, un caloroso abbraccio dall'Unisulchi e niente, passiamo alla lezione e introduciamo il dottor Bannessio. Grazie. Grazie Alessandro, buonasera a tutti e grazie a voi dell'onore che mi date di poter parlare a Carbonia la prima volta, tra l'altro, quindi questo è un piacere, insomma, e grazie all'Università dell'Unisulchi e a Nino Degli Osso, con il quale ho avuto le interlocuzioni verbali per poter essere qui oggi. Sì, oggi faremo un viaggio, insomma, un percorso all'interno del canto a tenore orgolese, all'interno della sua produzione discografica, diciamo. Ovviamente abbiamo un paio d'ore, spero di non annoiarvi, e in 2 ore non si riesce a dire tanto, ma almeno spero di farvi capire che cos'è il canto a tenore orgolese. Il canto a tenore è una pratica poetica e musicale diffusa soprattutto in diversi paesi della Sardegna centro-settentrionale. È un canto polivocale, come sentirete più avanti, a quattro voci, che assume uno stile ben definito, specifico, in ogni singolo comune dove è diffuso il canto a tenore. Quindi ogni stile, che si chiama Zamoda in sardo, contraddistingue poi e caratterizza il comune tipico di quel canto, per cui avremo Zamoda argolesa, come avremo Zamoda argolesa, fornesa, eccetera. E ogni paese, vi dicevo, ha un suo stile di canto, Zamoda, ed è nettamente distinto, distinguibile da un paese all'altro. Ha un orecchio magari poco esperto, no, ma un orecchio attento. Ogni paese ha una sua moda distintiva e le modalità, la moda si distingue intanto per le modalità esecutive che sono diverse da paese a paese. La stessa modalità tanto spesso cambia anche il nome. Vedremo Saseria ad Orgosolo, che è il canto col quale introdurremo i canti più avanti, e in altri paesi, nella maggior parte dei paesi, prende un altro nome che è Boghenotte. Ma anche per le tecniche vocali, quindi per l'emissione dei suoni, in particolar modo dei suoni del basso e della contra, che tra un po' sentiremo, per i registri timbrici, per la combinazione tra gli stessi registri e soprattutto per il ritmo. Vi dicevo, ogni canto, pur essendo la stessa modalità di canto, poi da paese a paese varia, soprattutto per il ritmo e anche per le vocali utilizzate dai cantori. Poi vedremo quelle che utilizza in particolar modo il tenore orgolese. Ma Zamoda non è soltanto un elemento formale che inquadra il canto in una cornice di tecnica vocale tipica che caratterizza quel comune, abbiamo detto, ma è anche quindi non è soltanto una veste esteriore, ecco, è anche soprattutto simbolo di antiche e radicate consuetudini comunitarie che rivelano e quindi in qualche modo riflettono dei valori sociali, culturali, linguistici di quella comunità. Quindi Zamoda ha un'importanza fondamentale. Sull'origine del canto, adesso io non so nemmeno se sia importante saperlo, però è curioso, nel senso che non lo sapremo mai qual è l'origine del canto a tenore, però ci sono delle ipotesi. Il primo a parlare di imitazione dei suoni della natura fu negli anni 50 del secolo scorso Diego Carpitella, un etnomusicologo calabrese, tra i fondatori dell'etnomusicologia, che venne in Sardegna con Franco Cagnetta e venne anche a Orgosolo nel 1955, e lui parla di imitazione dei suoni della natura. Armando Piras, invece un cantore ma anche un grande animatore culturale originario di Biti ancora più specifico, e dice che le voci dei componenti del coro ci ricordano nel basso il muggito del bue, nella contra il belato della pecora e nella mesuoge il suono del vento.
Andrea De Plano, studioso del gallese di tradizioni popolari, di lingua e cultura sarda, in particolare di canto a tenore, sua la prima monografia a tenore del 1994, dice che il canto a parvenze animali nei registri desacontra e di subbasso. Alan Lomax, che è un etnomusicologo americano, anche lui giunse in Italia negli anni 50, e scrisse un articolo, poi lo ritroveremo anche più avanti, su Nuovi Argomenti, la rivista diretta da Alberto Moravia, dice che nelle montagne centrali della Sardegna, tra gli uomini che praticano l'arte del canto, ad esclusione quasi di ogni altra, e quei canti tramandano la scienza della TV, questo è un concetto che riprenderemo, le voci sono così profonde che si pensa subito al canto degli Zulu, al ruggito dei leoni o al rumoreggiare del tuono, quindi anche lui rimanda comunque ai suoni naturali. Un compositore inglese nel 1938 scrisse quest'opera, La musica della natura, e dice che la musica è in connessione diretta con la natura e che l'arte di cantare, parlare e suonare strumenti musicali deriva dai suoni del mondo animato. Ma qualcuno sostiene anche che imitare i suoni naturali sia stata la base non solamente delle prime espressioni musicali umane, ma anche delle prime forme di linguaggio. E qualcuno addirittura dice che la musica non è solamente imitazione dei suoni della natura, ma cerca di rappresentarla, quindi che la musica è ecologia, è natura. In effetti, se ci pensiamo, è naturale, no? Che un ambiente, quindi il suono dell'acqua, del vento, degli animali, influenzi il canto e la musica. Sono connaturati probabilmente i suoni naturali, i suoni dell'ambiente e la musica, e quindi la musica esprime il territorio, esprime un territorio, e quindi il canto a tenore probabilmente poteva sorgere soltanto in Sardegna. Il tenore è formato da 4 voci, abbiamo detto. Javot è il solista, quindi che canta una poesia in lingua logudorese normalmente, ma vedremo che c'è qualche eccezione, e contemporaneamente dà anche la nota e il ritmo di accompagnamento il ritmo al coro di accompagnamento, che è formato dalle altre 3 voci, Japon, Trasubassu e Samisuove, che al contrario della voce emettono anche qua normalmente dei suoni privi di significato, non sans li chiamano gli studiosi. Però anche qua vedremo c'è qualche eccezione. Mentre Japon, Trasubassu sono 2 voci culturali, sono cavernose quasi innaturali, Samisuove ha una tonalità più acuta e invece è una voce quasi naturale, come sentirete adesso. A Orgosolo le 3 voci del coro, intanto le chiamiamo, noi con tenore definiamo il quartetto, ma anche il coro di accompagnamento su tenore, però lo chiamiamo anche Saspizzaja o anche Sospezzoso. Adesso sentiamo i suoni singolarmente. La contra. Adesso sentiamo sul basso, l'altra voce culturale. Siamo su dove sentirete ha un suono completamente diverso. Bene, Javot si caratterizza, abbiamo detto che canta un testo poetico e nell'eseguire questo testo sceglie in maniera meticolosa il testo da cantare. Javot Orgolese si contraddistingue per questo e altrettanto scrupolosamente prepara l'esecuzione di quel testo in maniera fedele, con un rispetto quasi maniacale della struttura compositiva, perché l'obiettivo è quello di sapere interpretare e dare una buona interpretazione affinché l'espressività sia corretta e giusta.
Quindi dal punto di vista testuale abbiamo visto, però deve avere anche delle caratteristiche musicali, deve avere una sensibilità musicale, a parte le sue qualità melodiche o timbriche che sono poi molto personali e molto soggettive, nel senso che una voce può avere una timbrica più o meno bella. Quello che caratterizza Samuele Orgolese è il suo traio, cioè il suo personale stile nell'eseguire il testo poetico, e questa è la caratteristica fondamentale del Samuele. Badate bene che la sua sensibilità musicale lo deve portare a interpretare anche le risposte che riceve dal tenore, cioè dalle tre voci del coro di accompagnamento. C'è un dialogo continuo che non si interrompe mai tra Samuele e il tenore. Il tenore, oltre a trovare ispirazione, la Essavena, no? Dalla sua ispirazione poetica e musicale, trova linfa vitale dalle risposte che riceve dal tenore. Zaontra, abbiamo sentito, un suono cavernoso, che può essere metallica, ma può essere anche cupa o anche più raffinata. Ci sono delle contra che sembrano riprodurre il suono della trunfa, dello scacciapensieri. Zaontra dà l'impulso al coro di accompagnamento, nel senso che seguendo la tonalità e il ritmo della voce entra impercettibile, ma spesso entra un attimo prima delle altre due voci del coro, è quasi la guida e l'unione tra voce e coro. E ha ampia libertà di creazione musicale, rimanendo ovviamente all'interno del canovaccio, dello stile del Samoa Orgolese. Sul basso invece la possiamo definire la base armonica e ritmica del coro, quello che è su tumbu per le launedda, sul suono di bordone per intenderci. Ha minore libertà di creazione musicale rispetto a Saontra, anche se è stuzzicato anche sul basso, ovviamente non disdegna fantasie e virtuosismi musicali. E può essere ruvido, noi diciamo arredo in orgolese, aperto, graffiante, chitarrino lo chiamiamo, oppure può essere anche tundu, rotondo. San Misluogo abbiamo sentito invece è un suono squillante, un suono molto più bilancia in qualche modo le sonorità cavernose e gravide sul basso e dessa ontra, però ha anche il compito di amalgamare il duo gutturale, di completare l'armonia polivocale. Ha libertà di esecuzione, nel senso che ci sono state nella tradizione angolese anche delle mesuloves che sembravano eseguire una libera partitura, restando all'interno dello stile orgolese. E ha il compito anche di stimolare continuamente basso e ondra. Ad Orgosolo abbiamo detto che il coro di accompagnamento è formato dalle tre voci. Però ad Orgosolo esiste una tradizione che prevede che a una voce possono rispondere 6, 9, comunque multipli di 3, 2 basso, 2 ontras e 2 mesuones. E noi lo chiamiamo Antua Pruspizzas, abbiamo detto che si chiamano Saspizzas le componenti del coro, Antua Pizzau. Però curiosamente ha preso il nome di Mibelli oggi. Mibelli era una ditta di trasporti che faceva tappa ad Orgosolo negli anni 50 e gli orgolesi la prima volta che vedevano un camion con il rimorchio e quindi hanno visto motrice di rimorchio e hanno abbinato questo ai due cori che cantavano insieme uno a treno dell'altro e da allora il nome è rimasto Mibelli, insomma. Saspizzas, abbiamo detto, le tre voci di accompagnamento. C'è una regola non scritta nel canto a tenore che vieta la prevaricazione di una voce sull'altra e quindi diciamo che non c'è una voce che prevale sull'altra all'interno del canto. Tutte e tre le voci contribuiscono in egual misura al raggiungimento dell'equilibrio sonoro, quindi hanno tutte la stessa importanza. Sembrano spesso, lo sentiremo anche forse in qualche caso, ingaggiare quasi una sfida. Ma questa sfida non prevede né vincitori né vinci, anzi la sfida sembra fatta apposta affinché ognuno tragga il meglio dagli altri due e quindi è fatta per raggiungere l'armonia, per raggiungere quasi un suono univoco pur nella distinzione e la differenza delle tre componenti. I suoni, abbiamo detto che una delle caratteristiche delle differenze tra Salmodas e dei diversi paesi sono i suoni. Ad Orgosolo, ad esempio, i suoni, le consonanti più utilizzate sono la B, la R e la L e le vocali utilizzate la A e la I. E voi sentirete questo suono bimba, bimbara o billa in prevalenza, ma ci sono anche delle contra che emettono il suono O e il suono E, anche perché questi suoni non sono assolutamente catalogabili, non li possiamo codificare
La suggestione musicale, cioè, non è preordinata in sequenze rigide. Esiste, abbiamo detto, una moda, un canovaccio, uno stile ben definito, ma all'interno del quale le voci hanno una libertà di espressione assecondando il loro gusto, la loro fantasia, per cui ogni canto è sempre diverso perché dipende dai samutta, dai samutria, dai sattempera, cioè dalla creatività, dall'estero, dalla fantasia della voce e dei componenti del coro. Dipende dallo stato d'animo, come è naturale che sia. Lo stato d'animo influisce sulla performance, no? Sull'esecuzione dei cantori. Dipende anche dal testo poetico. Sto cantando un testo poetico impegnativo, che può essere solenne, serio, se sto cantando pure una poesia ironica, una poesia d'amore, ovviamente questo incide sull'esecuzione, come incidono anche fattori esterni, perché un coro che canta in questa sala, potete ben capire, ha uno stato emotivo rispetto ad andare in un teatro magari prestigioso, o anche l'occasione. Un discorso è cantare in una festa paesana, su un palco di una festa paesana, un altro discorso invece è cantare magari a una festa a cui tiene particolarmente, al battesimo del nipote piuttosto che al matrimonio del fratello. Voi capite che lo stato d'animo, lo stato emotivo ne risente anche l'esecuzione. Per cui possiamo dire che un'esecuzione non è riproducibile e quindi ogni esecuzione possiamo definire che è unica e riproducibile. La posizione del tenore orgolese è questa nella successione degli elementi. Javot è sempre alla sua sinistra la tempra, di fronte il basso e alla sua destra la misura, non può essere diverso da questo. La posizione circolare è anche a significare che c'è compattezza, unione tra gli elementi, amicizia, perché è propedeutica all'equilibrio sonoro, all'armonia sonora, cioè se non c'è armonia tra le persone sicuramente non c'è una buona armonia sonora. Però la posizione circolare consente anche la comunicazione all'interno del coro. Una comunicazione fatta di sguardi, ma anche di contatto fisico. Se voi notate un canto a tenore, normalmente un gruppo a tenore sono le mani sulle spalle del vicino, il gomito tra la guancia e la spalla, insomma. Quindi sembra quasi un abbraccio, una fusione dei corpi proprio a riprodurre quell'armonia ritmica. E anche a significare che l'insieme è più importante delle singole componenti. Diciamo l'orgolese l'abbiamo vista, però una cosa mi preme precisare, l'abbiamo già detto, no? La meticolosità e l'attenzione con cui Javot e Orgolesa canta, esegue il testo poetico, e questo ha caratterizzato nel corso, lo vedremo anche adesso quando faremo il percorso musicale, l'importanza e l'attenzione che il tenore di Orgoso ha sempre dato al testo poetico. Questo è stato anche avvantaggiato, il tenore orgolese, sicuramente dall'alternanza sempre tra solista e coro, tranne qualche eccezione, nel senso che non c'è mai sovrapposizione, canta la voce e poi il coro. In altri paesi, ad esempio, c'è invece una sovrapposizione, non dico continua, ma è abbastanza evidente rispetto a quello che succede nel tenore orgolese. E questo consente la piena comprensione del testo, il fatto che Javot possa cantare senza che ci sia sovrapposizioni da parte del coro. E questo ha fatto sì che il tenore orgoso venisse utilizzato e venga utilizzato anche oggi come mezzo di comunicazione per veicolare idee di protesta, di lotta sociale e politica. Il canto a tenore, lo vedremo, di orgoglio è sempre stato contestuale alla realtà vissuta in quel momento, non è stato mai estraneo, quindi ha sempre cantato la realtà socio-economica del paese, della Sardegna. E in questo c'è da notare un'altra particolarità, abbiamo una tradizione di cantori-autori, cioè molti dei cantori scrivevano loro stessi le poesie o qualche altro elemento del coro, per cui questo ha consentito al tenore di poter cantare i messaggi che voleva trasmettere. E adesso, dopo che abbiamo inquadrato quella che è, diciamo, la moda orgolesa, le 4 voci del coro, possiamo cominciare a sentire le modalità del tenore orgolese, che sono diverse. In sardo lo chiamiamo anche sormetto, e si distinguono per avere un ritmo differente l'una dall'altra. Noi oggi, se riusciamo, se non vi stancate prima, le sentiamo tutte. E la particolarità è che le sentiremo cantate sempre da un coro diverso, quindi facciamo anche un percorso della storia discografica
del tenore di Orgosolo, che non sarà in ordine cronologico, ma sulla base delle modalità esecutive, cominciando da Sassiria, Salestra, poi abbiamo i tre balli, Zavardina sul ballo Tunde, sul passo Torrao, i Muttos, il gruppo di canti dove il tenore, vi dicevo, risponde anche con suoni in qualche modo significanti, Sorgoso su Tattagliumese a Nenia e infine su Antu a Poesia. Cominciamo da Saseria perché Saseria è la modalità, significa lento, no? Serio, è un canto, il canto forse più lento che abbiamo, quindi si presta molto ad essere utilizzato come forma di canto di esordio. Infatti la forma esecutiva con cui il tenore comincia a cantare, ma non solo sul palco, badate bene, anche se si sta cantando al bar tra amici, è la forma esecutiva con la quale il tenore comincia, perché serve per capire lo stato di forma delle voci, ma serve per percepire la qualità del suono, cioè per capire se sul tenore sta andando, se è accordato, insomma, e serve anche per accordare, per affinare i suoni, le voci, però a rodare sul tenore, noi diciamo. Saseria, lo vedremo adesso, è strutturata in due parti, Sisterrida e Zarzirada, o meglio Zarziradas, perché abbiamo Zarziradas curza, già brevi, e invece Ziradas leggermente più lunghe. In Sisterrida la voce intona 4 versi endecasillabi, ma possono essere 2, possono essere 6 o anche di più. E in Sisterrida non c'è sovrapposizione tra coro e voce. In Sarziradas abbiamo detto che c'è qualche eccezione, questa è una delle 2 eccezioni, l'altra è un ballo in Savardina, c'è una parziale sovrapposizione tra solista e coro. Però non esiste un rituale prestabilito, né per i versi che declama Savò, abbiamo detto possono essere 4, 2 o 6, questo dipende sempre dall'ispirazione, da Isavena, del Savò, e non esiste nemmeno un rituale prestabilito tra l'alternanza e Sarziradas, perché anche questo dipende sia dai Savò ma anche dalle risposte che riceve dal tenore, quindi Savò deciderà in base a quello se continuare a Ziradas o tornare a esterrere. La prima poesia che sentiremo a Sassiria è Spiglio Limpio di Raimundo Piras, grande poeta improvvisatore di Villanova Monteleone, ma che ha scritto anche delle poesie a tavolino. La sentiremo eseguita dal tenore Supramonte, un tenore che nasce negli anni '80 e che registra questa sua unica musicassetta nel 1997 all'interno del CD Zavena Manna. È un tenore che esiste ancora oggi, anche se dei componenti storici è rimasto soltanto Francolino Davoli, che casualmente era nel ruolo di Mesuove, è sempre stato una voce e anche oggi infatti Savone del tenore Supramonte. Dicevo, sentiamo Spiglio Limpio che parla della Raimundo Piras, qua parla della sua iniziazione, della sua vocazione alla poesia, quando la mamma, in una sorta di battesimo laico, un rituale, lo porta alla fonte di suo paradiso, detta anche Sabuntana, dessa poesia, gli bagna le labbra, in qualche modo lo affidano ai nomi tutelari della creatività poetica, alle muse dell'icona. E lo sentiamo quindi cantato da tenore Sopramonte. Notate qua, ecco una particolarità. Intanto si sterreda di 2 versi e non di 4 come normalmente noterete. Poi noterete che il cantore Zirio Matana qua, per far capire il sonetto, lo fa interamente, tutto il sonetto a esterreda, in modo che non ci sia la sovrapposizione con il coro. E inizia Zarziradas, e ne sentiremo una breve e una più lunga, soltanto dopo aver eseguito interamente il sonetto, proprio per far capire all'ascoltatore il testo. E mamma da gente in fasca, a mi ha passato il Savuntano e adesso paradiso. Preciso umbra mea innocente a pomirare.
ha descansado de orgulho materno no sorriso. Imberghin de mano ao paciso de abba massalara as umidades. Se si spoetta tu es pro mia gassa fontana di appa giù tua tu fortuna che è morta quando Dio se t'hanno solo ahí. E mamma intendere cantende in poesia e non attento fortuna. Oi non Bene, passiamo alla seconda modalità esecutiva che Zalestra, già dal nome, significa veloce. In effetti il ritmo è articolato, il canto è articolato in maniera più ritmata, più allegra rispetto al canto a Saseria, anch'esso in versi endecasillabi o spesso in versi endecasillabi alternati al verso settenario. E nonostante il ritmo sia più brioso, il tenore non perde, come sentirete, l'efficacia nella comunicazione testuale. La poesia che sentiremo è forse una poesia che avrete già sentito nominare Zalotta e Pratobello, il cui autore è Peppino Marotto, sindacalista e uomo politico orgolese, è cantata dal coro Supramonte, l'altro era tenore Supramonte, questo è il coro Supramonte, più operava alla fine, era attivo diciamo alla fine dalla metà degli anni 60 fino ai primi anni 80. E in questa musicassetta, dicevamo, prendiamo proprio, questa è la copertina, il testo Pratobello di Peppino Marotto, è scritto nel 1969. Voi sapete che c'è stata una rivolta ad Orgosolo, il Ministero della Difesa italiana voleva installare una base militare, un poligono di tiro che sarebbe dovuto probabilmente diventare anche permanente, che occupava 13.000 ettari del territorio comunale, quindi sottraendo l'uso civico ai pastori orgolesi. Voi sapete in quegli anni l'economia del nostro paese fondamentalmente era basata sulla pastorizia. Bene, ci fu una rivolta pacifica, in prima fila ci furono le donne e i bambini, e il Ministero, l'esercito italiano dovette desistere, la base non si fece. E credo che sia una canzone ancora attuale, vista la presenza di basi militari che abbiamo oggi in Sardegna, ancora il 60% sul totale italiano, circa 35.000 ettari, e cronaca di questi giorni, questo mese, in Sardegna ci sono state molte esercitazioni della NATO, per cui ritengo che sia un testo che ascoltiamolo anche con questo spirito di attualità. Zalotta e Pratobello. Canta 20 e maggio un torrado, sos pastore 669, Triston è un terzenente penato, su 20 e Sant'Andria pro, e vini partito schinsaro banzante, da sa montagna va sentilo coe.
in fustor via zande, con anzones in mano a fede impatto, frutta zarre su mutin de truvande, a vilido spensende a su ricatto, imposto da sumere sa pastura, metà de brutte pius incontrato, a bimba, la bimba, la bimba. Questo obbliga a emigrare in pianura per salvare su magro capitale dai subritti verrude sartura tundene murgen pro su principale e da sumere e da sannata mala si ristabilini su comunale si ristabilini su comunale. Casa paga e s'affitto e modera, poter liberamente pasculare, se una gattare muro si infilava, mai lampada deve ni sgombrare. Tutto campasa montagnorgolesa, provagare una base militare. La bimba, la bimba, la bimba. La poesia è lunghissima, ne abbiamo sentito solo un estratto, ma è una poesia che descrive in maniera eccellente davvero quello che è successo in quel mese di maggio e giugno del 1969. Le due voci, sento qua c'erano due voci, la prima era Giuliano Corrias, la seconda Pasquale Marotto, fratello di Peppino Marotto. E questo disco è importante perché potete capire già dai titoli l'importanza attribuita alla comunicazione dei contenuti dal tenore. Prato Bello, sappiamo da suo pastore, su Primo e Maggio, Emigrante, già morte di lusso a Gramsci, solo per citarne alcuni. Tant'è che Andrea Del Plano scrive che una nuova strada si apriva nella produzione poetica isolana e il tenore Sopramonte ne sarebbe stato uno dei massimi interpreti. Il tenore Sopramonte incide una seconda cassetta nel 1972, ma il vero successo arriva nel 1974 con questo Don Plain, che curiosamente, Tanca Serrata Samuri, curiosamente tradotto in Pascoli Serrati da Muri, è distribuito, non distribuito, prodotto dalla Funity Cetra, quindi ebbe è distribuito dalla Ricordia ed ebbe quindi un grande risalto, un grande successo anche a livello nazionale. Però se noi andiamo a vedere anche la confezione formale, c'era un cambio netto rispetto ai lavori precedentemente eseguiti, ci sono i testi, ci sono le traduzioni, c'è anche un'introduzione al disco. E quindi vi dicevo, anche qua basta vedere i titoli dei brani che propongono, uno per tutti, Tanca Serrata Samuru, la quartina che viene attribuita a Melchiorre Murino, Tanca Serrata Samuru, Vattasa Saferra Ferra, Gesù che lo vede in terra, la Ian Serrado Puro, che ci rimanda a una delle pagine più cruente della storia del nostro popolo, quell'editto delle chiudende del 1820. Dicevo, attribuita a Melchiorre Murino, anche se a quanto pare dovrebbe essere di Don Gavino Achena, che è un missionario cappuccino di Ozieri. Melchiorre Murino era poeta di Macomer. Tanca Serrata dell'Amore è stata la prima volta che è stata registrata, dopo che è stata incisa dal tenore Sopramonte, diciamo è stata incisa da tantissimi gruppi e da tantissimi cantautori sardi e altri gruppi anche a tenore. Mi piace pensare che, per il discorso che facevamo prima, il tenore come strumento di comunicazione, che alcuni sardi abbiano appreso della legge delle chiudenti da questo canto cantato dal tenore Sopramonte. Diego Carpitella, che fece alla prima edizione del 1974 la presentazione, dice: i tenori barbaricini sono esemplari di una cultura orale. Parlando e soprattutto cantando si può fare cultura, satira, ironia, storia e contestazione. Il repertorio di questo disco è in tal senso indicativo. Dai canti di contestazione sociale si passa al tema dell'immigrazione o al canto sul 151esimo reggimento della Brigata Sassari, eternata da Emilio Lussu nel suo magnifico Un anno sull'altipiano. Andrea De Plano, che fa la presentazione alla ristampa in CD negli anni 2000, scrive: il percorso tracciato nella scelta dei brani ha sapore antropologico ed etnografico. Fissa i richiami di quel mondo pastorale e del ritmico gioco della morra. Descrive le condizioni di vita del servo pastore in contrasto con lo stile del grande proprietario,
denuncia l'emorragia dell'emigrazione, rivendica il sacrificio di vite per la patria e ammonisce con il canto rivoluzionario. Tenore Supramonte, mi piace ricordare questa cosa, che è stato il primo gruppo a tenore che ha in qualche modo condiviso con altri generi musicali. E qua siamo nel 1967 al Piccolo Teatro di Milano, all'epoca uno dei più prestigiosi teatri europei. È uno spettacolo organizzato da Roberto Levi, un grande etnomusicologo, e furono invitati 8 gruppi di musica popolare italiana, tra cui c'era il tenore Supramonte, cappeggiato per l'occasione da Peppino Marotto. Passiamo ai balli. Il primo ballo è Zavardina ed è un ballo tipico di Orgosolo, almeno nel nome, nel senso che poi è un ballo a Passo Torrao, e ovviamente su Passo Torrao è uno dei balli nazionali della Sardegna. E qua c'è l'eccezione che vi dicevo, sentirete che c'è la sovrapposizione tra boe e tenore. E qua sentirete anche che il coro rimane più statico, più bloccato, ha minori possibilità di esprimere le proprie virtù musicali. Però questa minore possibilità di variazioni ritmiche da parte del coro è compensata dalle continue variazioni di tonalità da parte della voce, come sentiremo anche in questo canto, che è Su corazzo di Luiso Martello, che è era un poeta di Orotelli, proposto dal gruppo Urbano, edito dal CD Sul lamento del suo pastore del 1975. Questo è il titolo, il long play, il disco, insomma, che poi è uscito in musicassetta e poi anche nel 2004 in CD, e come potete vedere già dal titolo si capisce qual è il tema, il filo conduttore del disco. E oltre a Solamente su Pastore abbiamo Pastore dai tutto uscuile, su Grande Agrario, e insomma che rimandano quindi al mondo dei pastori. Ma c'è anche un'altra canzone, Prato Bello, diversa da quella di Peppino Marotto. Questa altrettanto bella, forse ha avuto anche maggior successo perché il coro urbano accompagnava il canto a tenore con il canto anche accompagnato dalla fisarmonica. E un'altra cosa da sottolineare di questo disco, Nanno in Romeo, con l'armonizzazione che oggi conosciamo tutti, per la prima volta è stata creata quell'armonizzazione, in parte modificata, ma la base è stata fatta da Giuseppe Rubano in questo disco del 1975. Corazzo, vi dicevo, è una poesia di Martello, poeta di Orotelli, e lui dice che coraggio non significa superare prove fisiche, ma coraggio significa affrontare la spinosa riforma sociale per sanare i disequilibri e gli squilibri che esistevano tra la Sardegna e il resto dell'Italia. Stiamo parlando di metà degli anni 70, ma forse poesia anche questa di grande attualità ancora oggi. La sentiamo. Corazzuno e sole sereno si è sordato raso generale, o approntare ch'induno un pugnale, cudì d'impero sulla ruda, e cudì d'impero, cudì d'impero sulla ruda, e o pigarotta pure poi i salmannamita di Natale, i salmannamita coraggio sta affrontata a dire dove vicino da ritorno da via, coraggio sta affrontata a dire dove si spino da ritorno da via, si spino da e affrontare l'ingiusta giustizia derivata da rommettatene derivata e affrontare l'ingiusta giustizia derivata da rommettatene casos populos possa giuvale casos populos coraggio stando gare giusti de sos pagostinata ni su bene me sol me da scappo e sol me da scappo cana in su male sol me da Il gruppo Urbano è stato sicuramente il gruppo più popolare di canto a tenore di Orgosolo. Dal 1972 al 1978
ha realizzato una serie incalcolabile di concerti non solo in Sardegna ma in Italia e all'estero, e tra l'altro nel 1974 ha avuto un sodalizio stabile con il gruppo cileno degli Intellimani, che erano in esilio in Italia dopo il golpe di Pinochet nel 1973. Questo è un manifesto originale di uno spettacolo che hanno fatto in quegli anni. Il gruppo Urbano è anche il primo gruppo di cantatenore che ha sperimentato con generi musicali. In questo caso con il jazzista cagliaritano Marcello Melic registrarono un brano, Il nuovo villaggio, all'interno di questo lavoro, Il nuovo villaggio a sinistra, nel 1974, che poi fu pubblicato a New York nel 1977 e distribuito dalla EMI. Allora, il gruppo Urbano raggiunge forse, a mio avviso, ma è un giudizio del tutto personale, il suo culmine nel 1984 con un altro long plane, Jatitu. Jatitu, voi sapete che Jatitu è il lamento funebre, no? Cantato da Jatitadò, la spettessere le lodi al defunto. E in quest'opera, anche questa, se la notate già dal punto di vista formale, è un'opera accuratissima, ci sono tutti i testi delle poesie, tutte le traduzioni di tutte le poesie, un commento per ogni singola poesia. E anche qua, se andiamo a vedere i titoli, capiamo l'importanza anche qua della comunicazione del testo poetico. Intanto la maggior parte dei testi sono a firma di Giuseppe Rubano, da cui prende nome il coro. C'è un errore, Sardegna mia è attribuita a Sinatario Usanna, a Giuseppe Rubano, ma in realtà è di Jules Di Pinna, un poeta di Pozzomaggiore. Ma le altre, a partire da Jatitu, che è Jatitu per un operaio morto ad Ottana, quindi una denuncia contro le condizioni di lavoro per richiedere una maggiore sicurezza sul lavoro. Sardegna mia, che parla dello stato di abbandono in cui versa la Sardegna in quell'anno. Sul sequestratore, un brano coraggioso in quegli anni. Sapete che la Sardegna era afflitta dal problema dei sequestri, un caso in particolare, e quindi un brano per condannare questo delitto. Su Ballo Antonello parla sempre dell'operaio, del pastore che diventa operaio, e quindi l'illusione del posto fisso e poi il dramma della malattia. E Scola, che invece parla di un ragazzo che è brillante ma che non può studiare perché è povero e quindi deve aiutare il padre al lavoro, una denuncia del sistema scolastico a favore dei ricchi. E mi piace ricordare che a Valpieri sono stati 100 anni di nascita di Don Milani a proposito della scuola inclusiva. Come potete vedere, quindi, una fotografia nitida della Sardegna di quegli anni. Aldo Brigaglia, che cura la presentazione del disco, scrive: sotto il profilo dei contenuti il gruppo ha continuato a muoversi coerente dentro il solco fecondo della denuncia sociale. Attingere alle questioni ancora risolte della barbaggia degli anni '80, della terra, dei rapporti di classe e di produzione, dello scontro sempre vivo tra antica civiltà resistente al colonialismo, al quale l'imposizione violenta del modello industriale che si identifica nelle ciminerie di Ottana ha raggiunto nuova linfa e più forti e intricate tensioni. L'atteggiamento di Rubano non è di rigetto a prioristico della civiltà industriale, ma dentro quella civiltà industriale Rubano si sforza sempre di indagare le radici dell'ingiustizia e dello sfruttamento, senza dimenticare che il problema si ripropone identico anche nell'economia pastorale, nel rapporto tra proprietari terrieri e pastori e all'interno di questi ultimi tra Meles e Ferraros. Passiamo al secondo ballo, sul ballo Tundu, che è il ballo per antonomasia. Io credo che il tenore sia stata la prima forma di accompagnamento dei balli e ancora oggi nelle feste paesane è lo strumento principe che accompagna i balli. Normalmente viene declamato in quartini diversi o tonali o più raramente, questa è un'accezione solo logolese, anche in versi endecasillabi. Noterete che il ritmo è più serrato, più allegro, più brioso. Quello che sentiremo dal tenore Samuel Panzia, un tenore che è stato attivo negli anni '80 ad Orgosole, che ha registrato 2 musicassette, questa nel 1982 e una nel 1983, arricchita anche dai balli accompagnati dall'armonica bocca di Pasqualino Manconi. E sentiamo questa poesia di Giovanni Antonio Cossu, poeta tiesino, che è il tema è l'amore, una bellissima poesia d'amore, come potete sentire, e qua potete apprezzare anche il ritmo del suo ballo.
Sarà gioventù, dai io in braccio leata e dai io collocata tra lugar de bel momento, tra lugar de bel momento. Una pepista duda e tutti sul fiore, sos profumos e amores, protenai associado, protenai associado. Sia saràs un mare, marinera tutto proa, al mondo no è terra nuova, dai io vado a toccare, dai io vado a toccare. Di essere sacerdote, dai io vado un altare, dai io vado un altare, lo di poter adorare sempre fisso di notte, sempre fisso di notte. Si possederà su dono del miracolo Maia che prende tu e vaghia, tempur malo, tempur buono, tempur malo, tempur buono. Era sa podestade dessa mão soberana, dia tia sa lontana, sa passa felicidade, sa passa felicidade. Que ser estado Deus, é ser estado Deus, que ser belo este bona, dai io va tu padrona, adesso non butto in treo, adesso. Dai io va tu padrona, dai io va tu padrona, adesso non butto in treo, adesso non butto in treo, adesso. Ma perdona bella mia, se mi sono a pezzone, a stia questa canzone, di podo ferrare via, di podo ferrare via. Finale un po' deludente, ma è sempre romantico quello, no? L'ultimo ballo è su Passo Torrau. Abbiamo sentito che anche Savardina si può ballare a Passo Torrau, però questo è sempre in pensi e decasillabe con un ritmo completamente diverso, ovviamente perché Savardina, gli elementi del tenore sono in qualche modo bloccati, più statici, invece qua al contrario, sentirete che il ritmo è molto più vigoroso e le voci culturali possono dare davvero prova delle loro abilità canore. E nonostante ciò, però, la comunicazione del testo in questo caso non perde nessuna efficacia. Il brano che sentiremo è Binti de Maio. Vedete, qua c'è la coincidenza, l'autore è Peppino Marotto che è anche cantore. Vi dicevo che molti cantori sono anche autori dei loro testi, questo è uno dei casi. Il brano è preso da questo lavoro Musica sarda, canti e danze tradizionali della Sardegna, volume 3. Questa è la copertina ed è un'opera fondamentale per chi vuole conoscere la musica della Sardegna. È un'opera che conta 61 registrazioni fatte sul campo tra il 1954 e il 1969 ad opera di Carpitella, Sassu e Sole, Pietro Sassu, Leonardo Sole e Diego Carpitella, e incise per l'Albatros che era diretta da Roberto Levi. Vedete, sono 3 volumi perché oltre ai canti polivocali ci sono i canti monodici, i canti liturgici, i canti strumentali. Nel volume 3 ci sono 4 brani del tenore di Orgosolo, cantati da Peppino Marotto, da Peppino Fossati e da Peppe Noli. Noi sentiremo Binti e Maio di Peppino Marotto. Questa è una riedizione che è stata fatta, mi sembra, nel 2008
è curata dal professor Ignazio Macchiarella, che è un musicologo dell'Università di Cagliari. 20 maggio è una data importante per Orgosolo, o almeno lo era. 20 maggio era la data in cui tutti i pastori rientravano dalla transumanza. Noi, pastori orgolesi, per ragioni climatiche, andavano a svernare nelle pianure, partivano a fine novembre, però tutti i pastori rientravano il 20 di maggio ai territori comunali, quindi era una giornata di festa perché potevano riabbracciare ovviamente i loro familiari, i loro parenti, e quindi veniva definita infatti Sadie de su presente, Sadie che significa il giorno del dono, perché il latte munto quel giorno veniva proprio donato ad amici, parenti, vicini di casa, comunque a chi ne avesse bisogno. Peppino Marotto nella poesia dispone su latte in regalia, sentirete, infatti canta. E badate bene che la transumanza non era una passeggiata, anche dal punto di vista economico. I pastori orgolesi dovevano pagare con la metà dei prodotti del gregge quei pascoli, quindi metà del latte, metà della lana e metà degli agnelli, e spesso gli veniva richiesto anche il 60% del latte. Qualche volta furono costretti a vendere il capitale per poter pagare il pascolo, almeno fino al 1971, quando la legge De Marzi Cipolla introdusse un equo canone, che fu sicuramente una norma a vantaggio dei pastori. Ma sentiamo 20 maggio cantata da Peppino Marotto. O es 20 de mayo in vita mia si intende che sudoro los pastores que vin in baronia in Sagostera in su Campidano torrana con sus nacche su gabbano gattusaro passa le rana di Urchene da Zaida non lontano e dispone su latte in regalia. E los preguntan a destra e a manca in si e rugamente suni andados o risponden tristos e a boche stanca appena non che semos ui sfrancado da es un pagamento de satanca sol frutos assumeres un restado sol Passiamo a Solmutto, su un'altra delle modalità esecutive della tradizione orgolese, che nascono come canti improvvisati in versi settenari con il tema amoroso, quindi erano in sostanza delle serenate, anche se vediamo col tempo il tenore orgolese utilizza Solmutto, se ne abbiamo un esempio, lo sentiremo fra un po', per veicolare anche altri messaggi, altre tematiche. La struttura di Muttos è particolare, vedete? È fatta di due parti, Sterrida e Cucuzzura la chiamiamo Orgosolo, ma la maggior parte dei comuni della Sardegna si chiama Torrada. Sterrida può essere formata da 3 o più versi, questo è il modello più semplice, mentre la Torrada è fatta di tante strofe ambas. Quanti sono i versi di Sterrida? Vedete, quindi i versi di Sterrida sono 3 strofe, e il primo verso della Torrada è un verso di Sterrida, quindi salitera amorosa che incompare l'amando appena il fatto die. Gli altri 3 versi invece sono gli stessi ma in un ordine diverso, e la tecnica si chiama tornare su muto. Altra cosa da notare è che il primo e il quarto verso rimano tra di loro. Quelle che sentiremo sono sul muto de amore, dicevo che il tema principale è l'amore, sentiremo 2 mutos di amore, poi un altro con un'altra tematica. In questo caso il gruppo che canta, il gruppo Pratobello, la voce di Giovanni Pila, che in questo caso come vedete c'è coincidenza tra cantore e autore. Giovanni Pila, un poeta che ancora oggi scrive, tra i più prolifici, se non il più prolifico poeta di Orgosolo, che tratta soprattutto temi cari a lui, sono i temi della Sardegna e della Barbagia, ma è un autore molto ironico anche, che ha scritto sui vizi oltre che sulle virtù, insomma, e sui difetti di Orgosolo e dei paesi vicini. E questo è il gruppo Pratobello che incide questa
questa musicassetta, l'unica musicassetta che incide il gruppo Pratobello del 1984, Mutor de Amore. Questa è la copertina del disco, adesso li facciamo partire. Una mutu, mi lo verso cantare come chi so in una mutu, piscina pili brunda, che non mi lascia dare su proibito frutto. Scherzo cantare, pizzina pili brunda, su proibito frutto che non mi lascia dare. Sul mutos possono essere anche a Sandrina, nel senso che la struttura metrica, strofica, all'impostazione del canto è la stessa, solo che il coro abbiamo detto che a volte può rispondere non con versi più di significato, ma anche con parole di senso compiuto. In questo caso vedrete, sentirete che risponde a Sandira, Sandira, Andirandora. Il gruppo che canta è il gruppo Mesina, un gruppo che anche questo attivo tra i metà anni 70 e i primi anni 80. Questa è la prima cassetta, musicassetta che incide, ne registra altre due, una nel 79 e una nell'81, e anche qua sentiremo due voci. Questo gruppo ebbe una grande notorietà in quegli anni proprio per la presenza di due voci eccellenti, Nicola Pila e Dino Mura. In questa sequenza li sentirete cantare nei Mutos, anche questi sono Mutor de Amore. Dormi, dormi, Letizia, in su banzigudoro dormi fino a Manzano. Dormi, dormi, Letizia, commente da pincorosità erissa manu vidista da delizia. Sandira, Sandira, Andirandora. E in su banzigudoro vidista da delizia, si di tenere in mano commente di appo in coro. Sandira, Sandira, Mirandora. Esa visa e su dottore li dà tre ripassadas a sol libro d'Omero che stuna studentina. Sandira, Sandira, Andirandora. Esa visa e su dottore su chi canti stasera protea madanina. No es pro serenada erdichiara de amore a Sandira, Sandira, Andirandora. Dicevamo che nel tempo i Mutos sono stati utilizzati per veicolare messaggi diversi da quello amoroso, e in questo che sentiremo, scritto da Peppino Marotto, che qua è autore e cantore, è contenuto in un disco che si chiama Zabandira Ruglia, nuove canzoni ad orgoglio del 1969. Già dal titolo si capisce cosa è il disco, e questa è una data importante perché forse ve lo spartiacque proprio per il tenore orgoglioso. Cioè nel 1969 Peppino Marotto rende in qualche modo strutturata, manifesta quasi un progetto politico di veicolare
determinati contenuti con il canto a tenore. Certo, c'erano stati prima altri cori, altre registrazioni, dalla 55 abbiamo parlato prima di Carpitella e di Cagnetta, d'Orgosolo, sono stati registrati diversi canti che sono oltre 100, su 130-140 canti che sono finiti poi nell'Accademia di Santa Cecilia a Roma. E quindi c'erano altri canti che, soprattutto di autori tipo Gavino Poldi o Peppino Meriu, soprattutto il secondo poeta tonarese, che diciamo in qualche modo i cantori orgolesi avevano con Meriu un'affinità ideale per i testi che cantava Meriu, che erano testi contro le disuguaglianze, contro lo sfruttamento, a favore dell'uguaglianza e della solidarietà, e con istanze diciamo critiche e rivoluzionarie. Per cui il tenore di Orgosolo già dagli anni 50 e 60 cantava testi anche di natura politica. Mi ricordo che c'era un articolo contro Scelba, allora ministro dell'interno, anzi era anche forse il presidente del Consiglio, che ci è rimasto per qualche mese nel 1954, per cui questi contenuti c'erano, però per la prima volta viene strutturato questo messaggio in un disco. Poi seguiranno, come abbiamo detto, il tenore Supramonte con Tanca Serrada Samul del 1974, Lubano con Solamente su Pastore e nel 75 e nell'82 con Satito, ma il punto di partenza è questo, grazie a Peppino Marotto. E vedete anche dal punto di vista stilistico, anche qua abbiamo i testi, abbiamo le traduzioni, abbiamo i nomi degli interpreti, abbiamo il ruolo all'interno del coro, abbiamo la durata dei canti, però stiamo parlando del 1969, per cui anche da questo punto di vista questo disco ha un merito importante. E vi dicevo che il tema è diverso e adesso vedrete a chi è dedicato, e tanto si capisce subito chi è il soggetto di questi mutos di Peppino Marotto. Quadernoso iscrittoso in una cella oscura da uno sapiente illumina il suo mondo. Bimba, mira, doina, mira, bimba, mira, ira, mira, mira. Quadernoso iscrittoso, sa vida ergalu dura, casi sfruttata gente non lotta fino in fondo, prosso sacro il diritto. Bimba, mira, doina, mira, bimba, 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 doina. In una cella oscura, casi sfruttata gente non lotta fino in fondo, prosso sacro diritto, sa vida ergalu dura. Bimba, mira, doina, mira, bimba, 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 mira, doina. Passiamo a Sorgosos, un'altra modalità esecutiva, che sono componimenti di matrice religiosa, nascono per tessere le lodi e per invocare più che altro la protezione della Madonna o dei Santi. Ad Orgosolo sono molto diffusi Sorgosos dedicati alla Madonna, segno di una venerazione particolare del popolo orgolese a Maria. E sono in versi scenario più comunemente, come quelli che sentiremo in versi ottonari. Il coro in questo caso ripete parole significanti, cioè invece di ripetere i suoni non sans, ripete in questo caso il verso che viene cantato dai Savò, e in altri casi ripete lo stesso ritornello per tutta la durata dell'esecuzione. Quelli che sentiamo sono il Gosolo di Anno Nuovo della Candelaria, che sono i gosos che vengono cantati l'ultimo giorno dell'anno agli sposi novelli, cioè gli sposi che si sposano durante l'anno che sta per finire, aprono le case ai cori a tenore, ma anche a gruppi che cantano accompagnati da chitarra e fisarmonica, e tutte queste persone che vanno nelle case degli sposi novelli cantano loro dei canti augurali. Questa registrazione del coro di Orgosolo del 1964, il coro di Orgosolo è il primo coro che ha registrato, e questo è l'anno in cui c'è la prima registrazione, e ha registrato una serie di 45 giri, vedete, questo è dove c'è Gosolo di Capodanno, quelli che sentiremo, e a Savardina, che sono finiti poi
in diverse musicassette. E poi successivamente anche CD. Questa è finita in Song From Orgoglio, che a mio avviso è diciamo, la pietra miliare delle pubblicazioni del tenore orgolese. C'è un disco irrinunciabile per chi vuole avvicinarsi e per chi vuole conoscere il tenore orgolese, davvero il punto di partenza. Due voci, anche qua, due voci importanti, sia Pedro Corriere, sia Londello, sia Pedro Porra. Purtroppo sentiremo solo la seconda, in questa esecuzione non potremo sentire sia Pedro Corriere. E sentiamo Gojojo della Candelaria o di Anno Nuovo. Buonanotte, buono sanno, buonanotte, buono sanno, e buona Pasqua scomprida, se buona Pasqua scomprida, se le ul bordi e bida, se le ul bordi e bida, a minorese a mano, a minorese a mano, buonanotte, buono sanno, buonanotte, buono sanno, viva, viva s'allegria, viva, viva s'allegria, e a terra s'inganno, se a terra s'inganno, buonos principi ordano, buonos principi ordano, borde Deus e Maria, e borde Deus e Maria, viva, viva s'allegria, e viva, viva s'allegria. Tutta tagliomeo, altra modalità esecutiva, è un attitto, abbiamo detto, che è il lamento funebre, esatto, cantato da Titadoras. In questo caso però gli esecutori sono dei maschi, è un componimento improvvisato, nasce come in forma improvvisata in versi settenari, ed è un componimento ironico, satirico, beffardo direi, che veniva cantato quando si rompeva un fidanzamento, si metteva fine a un fidanzamento, quindi si canzonava in qualche modo la fine, la morte di un amore. E per questo motivo vi dicevo che i poeti orgolesi, i cantori orgolesi cantano sempre il logudorese. In questo caso, dal momento che i destinatari della poesia erano i malcapitati ex fidanzati orgolesi e quindi doveva rimanere, diciamo, nell'ambito locale la poesia, il codice linguistico utilizzato è l'orgolese. E anche in questo caso il tenore ripete parole significanti tataiumeo, odeodeo, oppure tataiumeo. Lo sentiremo sempre dalla voce di Giovanni Pira, che abbiamo detto, abbiamo già incontrato quella tenore Pratobello, ma ha avuto, diciamo, un grande successo di pubblico, soprattutto col tenore Antonia Mesina negli anni 90. Giovanni ha cantato fino ai primi anni 2000 e poi ha passato il testimone a Boremanca, che registra in questa incisione del 2009 Coro Esardo. E il titolo è Attitos prosalira. Attitos prosalira, quindi anche qua è contestuale il canto, come vedete. Zio Giovanni qua scrive gli Attitos per la scomparsa della lira e rimpiange in qualche modo che non ci sia più la lira, e c'è una critica alla nuova moneta, all'euro, perché a suo giudizio abbiamo perso con l'euro potere di acquisto. E quindi sentiamo solo Attitos per la morte della lira. Veni a tittare un fortamidare,
a salire a morto, veni a tittare a mi dare un forto, tattaio mio. E su un mese Natale oro meu gabbale, rende s'anima de urgabale oro meu, tattaio meu. Ultima di anno i terrori te danno, che perde su valore i te danni, terrore, tattaio meu. Veru che ustirbezza i sudu so de pezza, tutto torrada all'udu pezza so de i sudu, tattaio meu. Prur de secolo e mesos os oros asin queso, in carta prate oro asin quesos os oros, tattaio meu. Passiamo a San Denis, un canto in versi satanari, letteralmente significa ninna nanna. È caratterizzato da due ritmi diversi, uno più lento, uno più veloce. Qua ascolteremo il secondo, dove il coro, anche qui ripete, anninnia, anninnia. La sentiremo da zio Nicola Pira, che abbiamo sentito prima con il gruppo Mesina, e qua invece lo sentiamo col tenore Fontanavona, un tenore che nasce nei primi anni 90, incide la sua prima musicassetta nel 96, questa è la seconda. Del 2000 a Samam, questa è la copertina del CD. E qua zio Nicola canta più che una ninna nanna, diciamo, è come che sia alla fine di una serata in una piazza e augura la buonanotte a tutti gli astanti e augura buona sorte al paese e agli abitanti che lo stanno ospitando. La sentiamo. Finita essa cantata e cherzo salutare a ti e gente amata, contento e che tornare a ti e gente amata ti cherzo salutare. Questa festa comprida, tutta la festeggiata, sa che in tanto di vita, buona fortuna peda, sa che in tanto di vita, tutta la festeggiata. Annini, 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 sai da tutto canta, commente di sizzate, sapete spaghe santa, amen de bosche frate, sapete spaghe santa, commente di sizzate. Annini, 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 totus os emigrados ya se aproxima a que sian atorrados, a saída na dia que sian atorrados ya se aproxima a. Annini, annini, annini. Passiamo all'ultima delle melodie del repertorio, che è su Antua Poesia, su Antua Poesia Burgo, e tutti sapete che è un canto improvvisato eseguito da Santa Dolores in Sagara. Viene assegnato un tema a due o più poeti che si sviluppa come un confronto dialettico tra tesi contrapposte, guerra e paghe, per fare un esempio, no? I versi sono articolati in ottave in endecasillabo. Il tenore, come vedete, gli interventi sono brevi e monotoni,
non ha molto spazio il tenore, è solo un mero strumento che accompagna il poeta. E il brano che sentiremo è Italia e Sardegna del tenore Murales, che è stato vostro ospite qualche mese fa proprio qui. E il titolo della poesia è Italia e Sardegna, l'autore Giovanni Antonio Busio, che mette proprio come in una gara poetica al confronto Italia e Sardegna, facendo valere delle tesi a favore dell'una o dell'altra. È contenuto nel CD Non sia sciau del 2018, il primo lavoro discografico del tenore Murales, un tenore che è nato nel 1991 e si caratterizza perché è un tenore che, oltre ad essere, ne parleremo ampiamente più avanti, ma per il fatto che collabora tantissimo con altri artisti, ha fatto anche 2 sperimentazioni con la musica jazz, la prima volta nel 1996 al Festival Jazz di Sant'Annaresi e nel 2021 al Time Jazz di Paolo Fresu, dove ha eseguito in sardo la Divina Commedia, che è tradotta da Pedro Caso, si presta benissimo, essendo in versi decasillabi al tanto al tenore, insieme proprio a Paolo Fresu, accompagnato dalla tomba di Paolo Fresu e dal piano di Lamberto Ciamarughi, pianista di Assisi. E il coro Murales ha anche la fortuna di avere 2 cori al suo interno, vedete, con 2 voci, ma anche 2 ontre, 2 basso e 2 mesuo, e quindi anche in questo caso sentiremo le 2 voci in sequenza, Franco Corrias e Ban Antonio Busio, che sono accompagnati da 2 tenores differenti. È l'unico tenore che oggi può fare il Mi Belli, perché ha proprio 2 cori all'interno della sua formazione. E sentiamo Italia e Sardegna, una poesia, oserei dire, attualissima ancora oggi, che si parla di autonomia differenziata e quindi di rapporti tra le regioni, e a detta di molti questo testo non farà altro che aumentare le disparità e le disuguaglianze tra territori, e rischiamo di avere differenziati anche la sanità e l'istruzione, quindi un canto credo attuale. Italia Sardegna. Italia sa patria nadia, sa chi so sardo sa valorizzato, Procu sonoro sa patria mia, onzi merita noi si sa dato. E ho visto fidele sue figlia, ma rispettato in tutto e onorato. Creo in sa Repubblica sovrana, viva sa nazione italiana. Dai tempos antigos e lontano nos han agredido e ocupado. Moros fenicios, pois os romanos, os españolos nos han frutado. Peus ancora os italianos que canasos nos han ispurpado. Mamma Sardegna debile e sposa, sempre umiliata, Per motivi di tempo, peccato non sentirla tutta questa splendida poesia di Ban Antonio Busio. Bene, abbiamo fatto un percorso su tutte le modalità esecutive del tenore orgolese. È stato anche un viaggio discografico dal 64 quindi dal coro di Orgosolo fino al 2018 con il tenore Murales. Io vorrei dire anche 2 parole però sul canto a tenore oggi, che è un canto ancora che mostra una buona vitalità. Ne parlavamo anche giorni scorsi con Marco Gallus, che effettivamente se si va su internet e su YouTube si trova una miriade di canti, quindi segno che c'è particolare interesse per questo canto. Da un censimento recente fatto da 2 associazioni di canto a tenore che raggruppano cori a tenore, Tenore Sardegna, Bocches a tenore, Campos, che invece raggruppa, oltre a cantori, raggruppa anche strumentisti, quindi artisti
a largo spettro della Sardegna. Il canto risulta presente in circa 100 comuni della Sardegna centro-settentrionale, con prevalenza nella provincia di Nuoro. Il numero dei cantori, a quanto dicono gli stessi committenti del censimento, risulta sottostimato, ma abbastanza realistico: sono 3.316, quindi diciamo che a mio avviso è segno di grande vitalità, visti i cambiamenti che ci sono stati nelle nostre comunità, che il canto a tenore sia ancora oggi praticato da un numero così alto di interpreti. E badate bene che Andrea De Plano, nella carta sulla diffusione del canto a tenore del 94, vedete, questa è la carta geografica dove era diffuso, quindi prevalentemente Barbagia, Oceano, Baronia, Montiferru, Marghine e Planargia. Poi abbiamo un po' Barigado, Ogliastra, qualche comune della Gallura, Monti Olbe, qualche comune del Megollogo, Tiesi. Era diffuso in circa 60 comuni. Oggi dal censimento risultano 100 comuni, quindi questo è un segnale che in alcuni comuni probabilmente è stato recuperato, o in alcuni comuni può essere una pratica recente. Anche questo è segno di vitalità e secondo me è un buon segnale. Ma si canta, come sapete, qualcuno di voi l'avrà sentito anche in Giappone e in America, e questo non può che renderci orgogliosi che un canto della nostra terra venga eseguito altrove. Un pericolo può arrivare dalla lingua, nel senso che il canto a tenore può essere eseguito solo se si conosce la lingua sarda. Oggi non c'è questo pericolo nelle nostre comunità, in futuro chissà, però è chiaro che si sta parlando sempre meno e questo può essere un pericolo anche per il canto a tenore. Canto a tenore abbiamo detto che è comunicazione, la musica è comunicazione, la musica popolare ci racconta un territorio e quindi ci parla dell'economia, della società, della lingua di quel territorio. Ma ancora oggi è così. Diego Carpitella nel 1973 distingue tra canti funzionali legati ai comportamenti e quindi in qualche modo legati alla realtà contestuale, alla realtà del periodo, e canti defunzionalizzati, cioè che sono dentro un meccanismo puramente espressivo e quindi che sono una rappresentazione. Lui nel 73 il canto a tenore lo inserisce tra i primi. Oggi io credo che sia almeno in parte ancora così, che il canto sia ancora un veicolo di comunicazione. Io conosco la realtà del tenore Murales, con il quale ho collaborato per anni, e il tenore Murales in più occasioni ha scritto dei testi per delle occasioni particolari, in questo caso per la resistenza, per il 25 aprile, quindi per la resistenza antifascista, oppure per quanto riguarda Sadia de Sardegna del 28 aprile, altri testi in occasione di questa occasione, oppure per la festa del lavoro, il 1° maggio, o ancora per celebrare i 130 anni nel 2021 della nascita di Antonio Gramsci, o ancora nel 2020, voi ricordate 2019, ma è proseguita nel 2020 la crisi del latte, la crisi dei pastori, c'è stata la rivolta dei pastori. Tenore Murales il 20 di maggio, la data storica che vi dicevo per la comunità orgolese, per il pastoralismo orgolese, ha organizzato questo evento dove sono stati cantati diversi testi che parlano del pastoralismo, proprio per in segno di solidarietà, di vicinanza alla rivolta dei pastori. Quindi a mio avviso ancora oggi, almeno in parte, almeno per questa realtà che io conosco, il canto a tenore viene utilizzato. Un esempio recentissimo ce l'abbiamo il 1° maggio di quest'anno, Sant'Efisio a Cagliari, in Piazza del Carmine. Il tenore Murales ha cantato questa poesia scritta da Maurizio Basso: Efferi guerrieri e martire santo, e oppure ti prego e ti adoro, in professione, in ballo e in canto. Ser de castello protettore solo, però ascolta susardo pianto, e in castello toccali su coro. Sia mamma regione mamma buona, sappia ghia, non bidriga e padrona. Un'accusa non tanto velata al cagliaricentrismo, no? Al fatto che tutti i servizi vengono accentrati a Cagliari, si parla tanto di spopolamento e poi si chiudono nelle comunità marginali, periferiche, i servizi più essenziali, a cominciare dalle scuole e dagli ospedali. Per cui, come vedete, il tenore Murales sta sempre sul pezzo e anche questo recente testo scritto per Sant'Efisio ne è testimonianza. L'altro aspetto è, dicevamo, il tenore, ogni esecuzione è unica, non è ripetibile, abbiamo detto. Anche questo è vero oggi. Io anche qua è chiaro che il tenore soffre,
Il tenore cambia, è dinamico, se non cambiasse vuol dire che è un essere morto, che è un fossile, mentre il fatto che ci sia un cambiamento, questo è un segnale positivo di vitalità. D'altronde, se io penso anche alla lingua, io penso alla lingua che parlava mio padre con mio nonno, fondamentalmente parlavano la stessa lingua. Io invece parlo una lingua completamente diversa da quella che parlava mio babbo, quindi negli ultimi anni i cambiamenti sono stati molto più veloci, così anche per il canto a tenore, ma d'altronde è diverso da come si cantava negli anni 50 del secolo scorso, ma noi non sappiamo se nel 1800 cantavano come negli anni 50 del secolo scorso, probabilmente no, quindi è segno di vitalità, il cambiamento, ma anche la contaminazione, anche se questa parola non piace a qualche ministro della nostra Repubblica, secondo me è un segnale positivo. Il rischio certo è la standardizzazione, cioè questo può essere un rischio nel senso che oggi si tende sempre alla perfezione armonica, allo stile, all'estetica quasi, no? Andrea Del Plano già dal 94 riassume bene questo concetto: con la tecnologia si propone il folklore come forma di spettacolo, viene stabilito tutto, si perde la spontaneità, si provano le poesie, si misurano i tempi, si decidono prima le forme esecutive. E questo è chiaro che il palco, questo si fa sul palco, il palco ha contribuito al cambiamento. Voi pensate alla posizione del tenore circolare, oggi è completamente destrutturata. Se voi vedete spesso su un palco ci sono due microfoni, uno per la voce, uno per il coro, che sono distanti anche parecchi metri. Però io dico, questo di per sé non è negativo, dicevamo, tutto evolve, e quindi anche il canto. La cosa importante, a mio avviso, è cantare, poi faccio una domanda, cantare mantenendo l'identità o per accontentare il pubblico? A mio avviso è importante cantare per il pubblico mantenendo la propria identità, perché questo che stiamo dicendo è valido sul palco. Se un tenore canta in un bar, tra amici, in uno spuntino, in una cantina, è tutta un'altra cosa. È ancora oggi spontaneo, l'esecuzione che viene fatta in quel momento, 5 minuti dopo, è già completamente diversa, perché si canta per se stessi, la differenza è questa. Però io credo che al fine di non cadere nel mercificare la tradizione, non cadere in quei meccanismi imposti dai circuiti turistici, a mio avviso quando si sale su un palco è importante come si canta, cosa si canta e il messaggio che si vuole trasmettere. E se a mio avviso si ha la consapevolezza di questi elementi, non c'è il rischio di mercificare la tradizione. Tutte le cose che io vi ho detto le ho scritte in questo libro, Non si lisciao, che accompagna il disco del tenore Murales. È un libro dove c'è l'analisi del tenore, la storia del tenore, come l'abbiamo più o meno ripercorsa oggi. Parla anche del confronto con altri generi musicali, dal canto a tenore ungolese, ma anche delle sperimentazioni che ci sono state. Abbiamo nominato Alan Lomax, abbiamo nel 1955 ci sono degli studi fatti da Felix Karlinger, e successivamente nel 1982 ci sono anche degli studi eseguiti anche da una etnomusicologa polacca, Bodzena, che ha registrato 2 canti del tenore di Orgosole, ha fatto la tesi di dottorato sul canto polimortale sardo. Quindi questo per quanto riguarda gli studi e le ricerche. Nel disco troverete anche un commento a tutte le poesie che vengono eseguite dal tenore Murales, e c'è anche una scheda di ogni singolo canto, nel senso che per ogni canto c'è il titolo, l'autore, l'anno in cui è stata scritta la poesia, il metro, la tipologia, tipo all'interno del tenore ungolese, il tipo di metodo, i 2 cantori, perché qua abbiamo detto che il tenore Murales ha 2 cantori, in questo caso Marco Polisi e Valentino Cusvia, se sono accompagnati dal tenore primo o dal tenore secondo, perché ci sono due formazioni di canto, abbiamo detto, all'interno del tenore Murales, e la durata dei canti. Ci sono i testi delle poesie, anche il riferimento bibliografico, cioè da dove è stato attinto quel testo. C'è una nota biografica di tutti gli autori delle poesie che vengono eseguite dal tenore Murales. Ci sono delle splendide fotografie, soprattutto in bianco e nero, che arricchiscono il volume. E il volume, cosa importante, è scritto in trilingue, scritto in sardo, ovviamente, ma anche in italiano e con la traduzione in inglese.
Il disco, che è questo qui, diciamo che all'interno del disco ci sono tutte le melodie del repertorio. C'è anche il Bibelli, come vi dicevo, per via di questa fortuna, diciamo, del tenore Morales di Algosolo, e tratta temi di attualità. Non soltanto con 6 canti neri, ci sono 6 canti neri, tra l'altro uno scritto dal professor Gianni Dò, che è qui presente a sentirci, un credo a Gosos, una splendida poesia di una grande riflessione religiosa, e oltre però ai canti inediti anche gli altri temi parlano di attualità. Basta pensare a 2 lettere di Peppino Mereo a Nanni Sulis che ci sono. Una parla della Sardegna che sembra una barca in mare senza via, sembra scritta per la Sardegna di oggi, o anche quando parla, c'è un'altra poesia, l'altra lettera, che è una denuncia sul disboscamento della Sardegna da parte dei piemontesi nell'Ottocento e sul fatto che c'è la deturpazione dell'ambiente. È una poesia attualissima, visto che anche oggi sul giornale si parla di storie che vogliono portare in Sardegna, quindi l'ambiente non si distrugge solo col disboscamento ma anche con la cementificazione, o anche è una nuova forma di colonialismo, anche quella dell'epaleolico, dei pannelli fotovoltaici con cui vogliono riempire non solo il territorio ma anche il mare. Io non sono contrario alle rinnovabili, tutt'altro, ma rischiamo davvero, se non stiamo attenti, una nuova forma di colonialismo. E niente, questo è la retrocopertina del CD del tenore Morales, dove ci sono tutti i brani, e io vi voglio salutare con una poesia di Peppino Marotto. Questo è un territorio come tutta la Sardegna, ma il Sulcis in particolare, che soffre sempre la crisi del lavoro, non ultima quella della Glencore e della Portovesme SRL, e quindi ho un canto di augurio per questo territorio, una poesia scritta da Marotto nel 1992 per la marcia per il lavoro. Non c'è la traduzione, ma è comprensibilissima. Ecco la gioventù del movimento, pedendo sul tribaglio al suo governo, che pistino del primo nascimento che dal latte in suo seno materno, che rendare esa forza e suo talento per un mondo civile e moderno, e non sculpa del suo babbo eterno se suo tribaglio ancora non l'antento. Sul governo centrale, esa regione, non applica in suo senso sa giustizia, chi è in testa essa Costituzione, lasciando in abbandono edilizia, miniera di talco e di carbone, foresta, agricoltura e pastorizia. Io vi ringrazio per la... Bravo!